Oh, Bobby. Ok, su. Mamma mia. Oh, ma già dormito proprio, ma giù. L'altro fa pure un cavolo esagerato, ma giù, mamma mia, che cavolo che fa, ma giù. Una miseria, mamma lo carmana. Vabbè, va giù, io vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Siete al mercato, batta, al napoletano. Intanto sposto un attimo il ventilatore di qua. Ok. Allora, giù, in questo video andiamo a fare il post partita di Sudafrica, Canada. Canada-Sudafrica, non mi vorrei sbagliare, vabbè, diciamo Sudafrica-Canada. Allora, giù, questo video, cioè in questa partita, ok, nel primo tempo, nei primi 20-25 minuti, giù, c'è stato sì, anzi non nei primi 25 minuti, nei primi 10-15 minuti c'è stato un gran dominio del Sudafrica dove grazie a dei gran salvataggi um, del portiere, ok? Del portiere del Canada, il Canada non ha subito gol. Poi, mamma mia, oggi che sono. Meno male che oggi c'è stata solo una partita, quella là che mo è finita, Sudafrica-Canada, così posso dormire pienamente. Ma vabbè, scusate se mi sono ehm, un po' diciamo dilungato in un altro discorso, ma vabbè. Che stavo dicendo? Sì, c'è stato dominio del Sudafrica, poi ovviamente c'è c'è stato anche dominio da parte del Canada, dei giocatori del Canada. Ehm, posso dire, ma molti esaltavano David dopo la tripletta che ha fatto nella seconda giornata, seconda o terza giornata, non mi ricordo. Giù, ma David fa schifo, chissà come l'ha fatta che la tripletta. Giù, non parliamo proprio, non mi fate ridere. Vabbè. Vabbè, a prescindere da tutto, poi dal 40esimo in poi va giù veramente, c'è stata una partita noiosissima, veramente, va giù, proprio noiosa a massimi livelli. Cioè, non proprio avete presente quelle partite tipo di Serie A, tipo Parma, Lecce, queste cose qua, uguale, è stato uguale. Anzi, proprio tutta la partita è stata tipo un Parma, Lecce, diciamo queste squadre di bassa classifica di Serie A. Vabbè, questo non è ambito di Serie A, non è contenuto che parlo di Serie A, ma vabbè. Poi vai giù, recupero di 5 minuti, 5-6 minuti forse. Non capisco perché ci sta questo lungo recupero. Capisco sì che ogni tempo ci sta una piccola pausa di un minuto. Cioè, un minuto per due tempi sarebbe di 2 minuti totali. Quindi più qualche perdita di tempo dovrebbero apparare tipo a 93 minuti, 93 minuti, massimo 94 minuti. Però vabbè, questa regola non sta a me deciderla. Poi al 92esimo arriva il primo gol, finalmente. Arriva il gol da parte del Canada di Estaquio, se così si pronuncia. E il Canada è la prima nazione a qualificarsi ai 16 agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, aggiù.